Obbligo di Green Pass al lavoro dal 15, salgono tensione e preoccupazione. Venerdì rischiamo di andare a sbattere l'allarme della CGIL, servirebbero 150.000 tamponi al giorno, sforzo insostenibile, l'esperto indispensabile arrivare al 92% dei vaccinati. Oggi intanto lo sciopero dei sindacati di base, cortei a Padova e Mestre contro il governo, mentre il sindacato autonomo Fisi lancia la mobilitazione a oltranza dal 15. Reddito di cittadinanza, non solo il caso Treviso, giro di vite su chi imbroglia per ricevere il sussidio senza averne diritto, intensificati i controlli dall'inizio del 2021 in Veneto, scoperti già in 2315. È morto Massimo Boscolo, il vigile di Chioggia in forza alla polizia locale di Padova, rimasto coinvolto sabato in un incidente stradale mentre era in servizio di scorta al team Zanardi di Enbike. Momenti di terrore per una 27enne vicentina inseguita in auto da un ammiratore 41enne per 10 km e il suo ennesimo rifiuto tamponato dall'uomo è stato denunciato. La frana a San Vito di Cadore, nessun pericolo al momento per l'abitato e la viabilità dopo i sopralluoghi della regione. Il geologo, fenomeno naturale nelle Dolomiti. Mi farò ispirare da Antonio le parole di padre Ramina durante il suo insediamento ufficiale come rettore della Basilica del Santo a Padova. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ci siamo, è la settimana del Green Pass, dell'obbligo esteso per tutti i lavoratori pubblici e privati. Una settimana che si apre all'insegna delle preoccupazioni e delle tensioni, di tante tensioni. E proprio su questo verte il nostro sondaggio di questa sera. Lavoro Green Pass da venerdì. Giusto? La domanda è secca. 0422 1626 691 se la risposta è sì, quindi è giusto il Green Pass da venerdì. No, se non è giusto, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a partire dalle 21:15 a Ring in studio con Nicola Zanetti. Sale quindi la tensione, sale anche in Veneto, salgono i timori. Sono circa 300.000 i lavoratori sprovvisti al momento di Green Pass. Per questo, dice la CGIL, servirebbero ben 150.000 tamponi al giorno. Partiamo da qui. Oggi rischiamo venerdì prossimo di andare a sbattere perché la dimensione del problema è tale per cui il problema non è più chi paga i tamponi e la nostra posizione la sapete, il problema è chi farà centinaia di migliaia di tamponi al giorno. Questo è il nodo da sciogliere per la CGIL regionale quando mancano 4 giorni all'entrata in vigore dell'obbligo esteso di Green Pass. Di un rischio concreto di caos, tra l'altro, aveva parlato poco meno di una settimana fa lo stesso presidente del Veneto Zaia. La questione per il leader Ferrari sta tutta nei numeri. Più o meno 300.000, questa è la dimensione della platea non ancora immunizzata. Da venerdì noi dovremmo fare 150.000 tamponi ogni 1 o 2 giorni. Se pensi che nel momento più intenso dell'emergenza sanitaria, quando c'era il tracciamento più capillare, riuscivamo a manapela a farle 50.000, vorrei chiedere, questa volta io lo chiedo, dove andranno questi lavoratori a fare il tampone? Non stiamo parlando di Novax, non stiamo parlando tantomeno di fascisti che vanno in giro, stiamo parlando di persone normali che hanno un timore. Da qui la necessità per la CGIL di aumentare il numero di test somministrati dalle ULS e di continuare a informare sull'uso del vaccino, anche portando gli esperti nelle fabbriche. Adesso ce la giochiamo qui la partita, cioè capire se riusciamo a sfondare questa soglia del 90-92% di vaccinati che ci metterebbe a garanzia. Sullo sfondo i fatti di Roma con l'assalto alla sede della CGIL che raccontano di una fase delicatissima. Immagini agghiaccianti e che ci portavano indietro di un secolo. Ho pensato all'inizio degli anni 20 e all'origine dell'avanzata fascista. Una ferita per la democrazia che l'abbraccio avvenuto in giornata tra il premier Draghi e il segretario Landini ha cercato di ricucire. Certo, si apre una settimana fatta di interrogativi con il sindacato autonomo della Fisi che ha proclamato in tutti i settori, dalla scuola ai trasporti, 5 giorni di sciopero oltranza dal 15 al 20 ottobre contro l'obbligo di Green Pass definito discriminatorio. La Commissione governativa di garanzia ne ha già chiesto la revoca.
Ma ci sono già stati scioperi in giornata, quelli dei sindacati di base, così a Mestre. Per le strade di Mestre, studenti e lavoratori iscritti ai sindacati di base USB e SGB hanno sfilato in corteo per lo sciopero nazionale che vede interessati i settori del trasporto pubblico, scuola e sanità contro licenziamenti, precariato, disoccupazione, sicurezza sui posti di lavoro. Schiavi mai! Schiavi mai! Lo sciopero ha costretto molte persone ad andare a piedi. Per i sindacati di base l'adesione ha sfiorato l'80% dei lavoratori. In futuro ci aspettiamo di avere maggiore considerazione da parte delle varie amministrazioni, da parte del governo, che ascolti, perché oggi in strada non c'erano solo i sindacati di base, ma c'erano gli studenti e c'erano i cittadini qualunque. Sui trasporti cosa lamentate? Sui trasporti lamentiamo il ridimensionamento che soprattutto qui nella città di Venezia stiamo vivendo, con il taglio di servizi, tagli delle linee, ma soprattutto con le disdette degli accordi unilaterali. Gli studenti in modo particolare attaccano il governo Draghi. Il Green Pass è una foglia di fico dietro la quale si nasconde un governo che non vuole assumersi responsabilità politiche nei confronti di lavoratori e studenti. Non può essere solo ed esclusivamente questa misura a risolvere la situazione dell'edilizia scolastica e le problematiche che ci sono nel mondo del lavoro oggi. Il corteo ha fatto tappa anche alla sede di Confindustria Venezia. Sulla questione del Green Pass gli abbiamo detto che devono assumersi perlomeno il costo gratuito dei tamponi, in base alla legge 81 del 2008 sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. La risposta? Loro hanno preso atto. Gli abbiamo anche detto sul Green Pass che avranno difficoltà, secondo noi, secondo le nostre indagini, sulla presenza dei lavoratori. Loro hanno detto che comunque tirano dritto. Ma di confusione, di rischio caos, di poca chiarezza parlano anche le associazioni di categoria come la Confapi di Padova. Prima del 15 purtroppo le imprese potranno fare poco sul piano ufficiale, perché nessuno può chiedere ad oggi a un suo collaboratore dipendente se è vaccinato o non è vaccinato. E certo che queste informazioni nelle aziende serene e serie di fatto ci sono proprio grazie all'ottimo rapporto con i propri collaboratori. A pochi giorni dall'introduzione del Green Pass nelle aziende regna ancora la confusione. Non è chiaro chi debba svolgere i controlli e se questi saranno quotidiani o a campione. Ecco cosa devono fare i datori di lavoro per essere in regola. Dovrà dotarsi di una specie di disciplinare interno nel quale descrivere quali saranno le procedure per attuare tutto il complesso sistema del Green Pass, perché non si può in pratica registrare nulla per iscritto. Bisognerà mettere in atto una serie di operazioni che consentano all'azienda di provare che ha fatto tutto ciò che era nel suo dovere e ai lavoratori di essere certi che i controlli sono stati eseguiti nel modo corretto. Per la privacy, i lavoratori fino al 18 ottobre non saranno tenuti a presentare nessun tipo di certificazione. Questo può generare confusione che si dipana dove i rapporti tra aziende e dipendenti sono buoni. La richiesta che l'Associazione di categoria delle piccole e medie imprese padovane fa al governo è semplice. Chiarezza chiediamo e da sempre, proprio come Confapi, noi chiederemo di più, e cioè serietà nell'imporre la vaccinazione come un bene primario per tutta la nazione, oltre che per il lavoro. Ma se questo non può essere fatto per questioni politiche, di forze politiche che non hanno ancora capito bene in che razza di dramma ci siamo trovati, almeno che ci sia chiarezza. Green Pass e trasporti, problemi seri potrebbero esserci nel Trevigiano. I numeri sono un po' preoccupanti, nel senso che abbiamo all'incirca il 15% di autisti che
non sono dotati della certificazione verde. Numeri che metterebbero in forse il corretto funzionamento della macchina della mobilità trevigiana a partire dal 15, giorno in cui scatta l'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori. Circa 70 gli autisti sui 470 in totale della MOM che ne sarebbero al momento sprovvisti, stando ai dati raccolti dall'azienda che proprio per far fronte alle eventuali criticità ha richiesto ai suoi dipendenti di comunicarne il possesso o meno. Ma giocare d'anticipo non azzera le incognite in un sistema di turnazione di dipendenti che gravitano su 20 depositi esterni in provincia da sommare ai 14 servizi scolastici. I nostri turni di lavoro possono essere a 2 o 3 riprese e quindi ci sono 2 o 3 dipendenti che fanno quel turno di servizio. Quindi l'organizzazione, la difficoltà di organizzare un servizio di questo tipo in condizioni come queste è piuttosto alta. Tentare di parare i colpi per garantire le 3.500 corse giornaliere è l'obiettivo. Adesso stiamo cercando di capire dove sono le criticità più importanti, stiamo vedendo come parare il colpo, perché questo è un problema di tutte le aziende del trasporto pubblico, e cercheremo di risolvere tutte le problematiche. Se non le risolviamo tutte, purtroppo qualcosa scapperà e quindi qualche corsa dovrà, gioco forza, non essere autorizzata e quindi fatta. Venerdì si comincia con i controlli a campione, spiega Colladon, per avere il polso di quello che poi andrà ritarato. Assumere no, perché è impossibile, perché non si sa nemmeno il tempo. In più c'è la difficoltà di avere degli autisti, perché ormai tutte le aziende di trasporto hanno difficoltà a reperire autisti, e quindi se tutti i 70 non fossero dotati di tampone sicuramente delle criticità importanti le incontreremo. Noi stiamo cercando di risolvere però questo problema qua. Non so se lo risolviamo completamente, ma speriamo di risolverlo in parte. E oggi lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto da alcune sigle sindacali. Qualche problematica c'è, è uno sciopero nazionale oggi, meno sull'urbano, un po' di più sull'est urbano, però insomma sono numeri contenuti. Stesso copione o quasi anche negli uffici pubblici. In comune a Vicenza si parla sempre di un 15% di dipendenti al momento sprovvisti di Green Pass. Da venerdì sarà obbligatorio esibire il Green Pass per poter rientrare nei luoghi di lavoro. Una disposizione del governo che non riguarda solo i privati ma l'intera amministrazione pubblica. Il Comune di Vicenza si sta preparando. Stiamo facendo un sondaggio tra i dipendenti, questo ce lo permette la legge, di capire chi ha o meno il Green Pass, a prescindere da come lo ottenga, per capire se abbia intenzione o meno naturalmente di partecipare e tornare a lavorare. È evidente, è inevitabile che qualche disguido potrà esserci proprio perché si naviga a vista e in tempi piuttosto molto stretti, molto rapidi. Il 15% è la stima a livello nazionale di dipendenti non ancora vaccinati, che se verrà confermata si traduce nel numero di 140 circa di lavoratori che, se decideranno di entrare negli uffici comunali, dovranno esibire ai tablet appositamente noleggiati il certificato verde a seguito di un tampone. Lo Stato, il governo, ha preferito ridurre a 48 ore i tamponi rapidi, l'efficacia appunto del Green Pass per il tampone rapido, 72 per il tampone molecolare, che però richiede tempi più lunghi per il suo processo. Quindi da questo punto di vista ci atteniamo alle indicazioni del governo. Impossibile al momento avere dati certi, ma il Comune sta cercando di intuire quale sarà la tendenza. Potrebbero essere a rischio alcuni servizi essenziali. Prendo su tutti l'esempio della polizia locale, dove ci sono delle persone che non hanno la vaccinazione, ma possono ottenere il Green Pass naturalmente attraverso il tampone, che se dovessero mancare peserebbero pesantemente sul servizio di controllo del territorio. Ma molti altri uffici, come gli uffici tecnici, gli uffici dove si erogano servizi di primaria importanza. Nei giorni scorsi il caso Treviso aveva fatto discutere, ma il fenomeno dei furbetti del reddito di cittadinanza riguarda tutto il Veneto. Mi aspetto sulle revoche davvero risultati eclatanti, perché stiamo intensificando molto l'attività. Si prospettano tempi difficili per i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Ne è convinto il direttore dell'INPS Veneto, alla luce dei risultati portati dalla notevole intensificazione dei controlli e dal perfezionamento del sistema di accesso alle banche dati di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte. L'ultima indagine della Guardia di Finanza di Treviso e degli uffici dell'INPS, che ha permesso di smascherare e denunciare 116 persone che percepivano il sussidio
pur non avendone diritto, è l'ultima di una lunga serie che ha portato nei primi 8 mesi del 2021 a revocare in Veneto 2.315 prestazioni rispetto alle 1.019 del 2020 e alle 19 dell'anno precedente, ma il provvedimento era appena entrato in vigore. 7.538 i decaduti dal diritto, cioè coloro ai quali è stato tolto il sussidio non perché, ad esempio, abbiano occultato redditi o proprietà, ma perché sono venute meno le condizioni necessarie. Il dato significativo, dunque, di coloro che imbrogliano è quello dei revocati ed è un numero, secondo l'INPS, destinato a salire con il giro di vite sui controlli. In futuro probabilmente ci sarà, sempre di più una barriera all'ingresso in questo tipo di prestazione, perché verrai, fermato prima di poter percepire la prestazione. Ma soprattutto, un intensificarsi delle revoche durante, abbiamo detto, i 18 mesi di durata della prestazione, ma anche dopo, nel senso che nel momento in cui noi ci accorgessimo che appunto un soggetto ha percepito indebitamente la prestazione, andremo a recuperarla anche se il periodo materiale di fruizione è terminato. Ritorniamo a Padova, ma per la cronaca. È morto Massimo Boscolo, il vigile urbano di Chioggia, in forza alla polizia locale patavina, rimasto coinvolto sabato in un incidente. Le speranze si sono spente in mattinata dopo una nottata passata a pregare per un miracolo. Purtroppo non ce l'ha fatta Massimo Boscolo, il 34enne agente della polizia locale di Padova, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto mentre era in servizio. La sua agonia è durata 48 ore. Il vigile è deceduto nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Sabato mattina Boscolo, originario di Chioggia dove viveva con la famiglia, era impegnato in via Romana Ponense in un servizio di scorta durante una manifestazione di handbike del team Obiettivo 3 fondato da Alex Zanardi. All'improvviso, mentre stava superando delle auto, è stato colpito da una vettura che stava effettuando una manovra di svolta. L'agente, prima di finire violentemente a terra, ha sbattuto contro un palo della luce e un cartello della segnaletica. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate, ma per 2 giorni i familiari e colleghi avevano sperato che potesse riprendersi. Purtroppo ferite e traumi sono state fatali. Massimo Boscolo era arrivato alla polizia locale di Padova 2 anni fa. Prima era stato in servizio per il comune di Mira. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale padovana, che ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane agente. Un ragazzo di rara professionalità che aveva deciso di impegnarsi per gli altri e per tutti i cittadini. Oggi non c'è più e questo è un lutto grave per tutta la nostra comunità, ha scritto il sindaco Sergio Giordani, che insieme alla giunta sta pensando ad un modo per ricordare il sacrificio del vigile. La città di Chioggia si unisce a questo immenso dolore, ha scritto invece il neosindaco clodiense Mauro Armelao, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Massimo Boscolo. Momenti di autentico terrore per una ragazza vicentina di 27 anni. Vediamo perché. Inseguita in auto per 10 km da un ammiratore più che insistente lungo la Riviera Berica fino a Vicenza in viale San Lazzaro e soccorsa dalla polizia locale. Momenti di terrore quelli vissuti da una 27enne vicentina che, dopo aver rifiutato più volte i tentativi di approccio di un 41enne di origine straniera residente in città, è stata costretta a fuggire, vedendosi poi seguire dall'auto dell'uomo, una Ford Kuga di colore grigio. 10 km tallonata dalla Ford fino ad arrivare in un'area parcheggio di viale San Lazzaro in corrispondenza del condominio Dolomite. L'inseguitore si è fermato e ha tentato nuovamente l'approccio avvicinandosi. Un conoscente della 27enne, con il quale la ragazza era rimasta in contatto lungo tutto il tragitto, vista la scena, è corso giù, costringendo il 41enne a desistere. L'uomo, nell'uscire in velocità dal parcheggio, però colpiva in retromarcia l'auto della 27enne, rimasta terrorizzata all'interno e ferendola. Nelle manovre di fuga ha danneggiato anche un palo metallico e altri veicoli in sosta per poi allontanarsi verso il centro cittadino. La polizia locale, grazie alle testimonianze a pezzi della Ford lasciati a terra dopo i tamponamenti, è riuscita a identificare la targa del veicolo, ritrovandolo parcheggiato ad 1 chilometro di distanza. Il 41enne veniva invece trovato all'interno di un bar. L'uomo ha ammesso di aver approcciato la giovane e di averla inseguita per poterla conoscere. Il 41enne è stato denunciato per i fatti commessi nei confronti della 27enne per omissione di soccorso dopo il tamponamento. C'è la pubblicità fra poco.
Di nuovo in studio per ritornare a parlare della frana che sabato ha coinvolto il territorio di San Vito di Cadore. È un crollo che rientra nella natura degli eventi, normale evoluzione, si manifesta appunto con questi continui progressivi distacchi. A volte sono molto grandi, come in questo caso qua, ma normalmente la caduta dei massi fa parte della vita quotidiana. Un evento naturale come tanti in Dolomiti, talora si tratta di piccoli distacchi come è accaduto qualche settimana fa in Agordino, altre volte si parla di svariate migliaia di metri cubi di materiale come per il caso specifico della Croda Marcora a San Vito di Cadore. È il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, a spiegare ai nostri microfoni la particolarità del crollo di sabato scorso. La situazione della parete è abbastanza complessa perché è attraversata da numerose faglie. Quindi la roccia è, se possiamo dire così, tra virgolette, marcia. Tant'è che il crollo ha visto la caduta di frammenti molto piccoli che si sono polverizzati. Il crollo ha comportato la caduta di 50.000 metri cubi di massi che si sono sbriciolati lungo il percorso, una sorta di grande valanga di materiale che si è accumulato ai piedi della Croda Marcora, dove i detriti depositati rappresentano eventi accaduti in passato. E dunque i crolli nelle Dolomiti continuano, ma non sono strettamente legati a fenomeni climatici. Fare previsioni dei crolli in roccia è difficile, aggiunge il geologo Giacchetti, mentre le piogge possono certamente incidere sui detriti accumulati e rappresentano gli eventi maggiormente temibili. Sono, come dire, secondari rispetto all'evento primario, no? Quindi ci possiamo aspettare ancora eventi di sicuro di crollo, ma nelle prossime stagioni certamente queste colate saranno, come dire, l'effetto secondario, questo sì. Mi farò ispirare da Antonio, queste le parole di padre Antonio Ramina durante il suo insediamento come rettore della Basilica del Santo a Padova. Il servizio affidato mi è impegnativo, importante, ma nello stesso tempo è un dono che desidero accogliere con gioia e nella gratitudine. Impegno e gratitudine. Imparerò camminando e mi farò ispirare da Antonio. Parole semplici, quelle che hanno segnato l'inizio del mandato del nuovo rettore della Basilica del Santo a Padova. Padre Antonio Ramina, 51 anni, vicentino, ha voluto ringraziare tutta la comunità religiosa e i fedeli durante le celebrazioni del suo insediamento. Un primo discorso nel segno dell'insegnamento antoniano. La sua vicinanza coraggiosa ai poveri, la sua coraggiosa denuncia contro ogni forma di sopruso, ingiustizia, ed è una denuncia che in Sant'Antonio e in tanti frati dopo di lui lungo i secoli è diventata vicinanza concreta alle più diverse forme di povertà. Padre Antonio Ramina resterà in carica fino al 2025 e nei suoi saluti ha voluto ringraziare anche padre Oliviero Svanera, che lo ha preceduto nell'incarico e guidato la Basilica nei mesi bui della pandemia. Erano già state esplorate vie di comunicazione diverse, nuove rispetto a quelle dal vivo, grazie alla frequentazione che era possibile in Basilica. Credo che sarà importante proseguire su questa strada, cioè di intuire e studiare sempre nuove vie di comunicazione attraverso cui incontrare le tante persone che vedono in Sant'Antonio questo punto di riferimento e di speranza. Un abbraccio virtuale ai pellegrini che dopo mesi di restrizioni ora stanno tornando a vivere appieno la Basilica. Antonio non era un uomo che aveva paura della diversità, ma si metteva in ascolto dei 1000 modi con cui Dio parla, in grado di parlare attraverso la storia ed una realtà che cambia. Quindi il diverso per Antonio non era un nemico, ma una fonte di ascolto per crescere lui in prima persona nella sequela, nel seguire il Signore Gesù, ma anche per indicare agli altri una nuova via da percorrere di accoglienza e di ospitalità. Certificato verde, pericolo nero, così ringa la trasmissione di prima serata questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 in studio con Nicola Zanetti, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Nicola Talmi, segretario della SLC CGIL di Treviso, il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Stefano Pelloni, Partito Democratico, Riccardo Barbisan della Lega. Così su Antenna 3 a partire dalle 21:15. È tutto per il momento dal Veneto, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento.
Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Dall'Atlantico giunge un impulso instabile sull'Italia. Sul nostro territorio invece si mantiene buono il tempo. Il dettaglio di martedì 12 ottobre. Sul Veneto fino a metà giornata avremo nubi diffuse e locali foschi o nebbie anche fitte in pianura. Maggiori schiarite a partire dal pomeriggio quando sarà più soleggiato. Temperature stazionarie e clima fresco, minime tra 6 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo inizialmente in prevalenza nuvoloso, a seguire qualche parentesi di sole. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui cielo coperto con alternanza di momenti più soleggiati. Nevicate diffuse sui confini altoatesini sopra i 1000 metri. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime infine sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.